Io stasera vado a fare il mio spettacolo su Caravaggio Belluno, ho pensato di vedere le mostre di Treviso, soprattutto quelle di Goldin, che mi pare un grandissimo attore. E poi c'è questa comparsa che è qui con noi di Brunello, che è come un figlio, e allora sono venuto a vedere. Però in realtà non so cosa abbiano fatto, credo che questa sia più originale rispetto agli autori, perché a parte Bacon io ho prestato alcune opere, tra l'altro scelte da Brunello, della mia collezione che in questo momento è esposta in parte a Cortina, e ci sono delle opere che a quello che ricordo sono piuttosto curiose e interessanti, fra cui uno scultore triestino che si chiama Asco, cioè la ricerca che io ho fatto e mi pare che segua in questo caso Brunello è di ciò che non si è mai visto, fare mostre di ciò che tutti vedono. Uno prende un volo aereo e va a Parigi, spende 50 euro e vede tutti gli impressionisti che vuole, quindi su questa sindrome degli impressionisti, peraltro la mostra io non l'ho vista, c'è evidentemente un problema psicologico di Goldin, che si sente a suo agio quando si muove nell'ambito di autori su cui ha la certezza di una risposta del pubblico e su cui richiede o ritiene di poter fare un'impresa divulgativa, quindi la mostra sarà sicuramente interessante. Goldin, gli impressionisti a Santa Caterina, Francis Bacon qui a Ca' dei Carraresi, il Sì, rinnovato Museo Bailo, quello voglio vederlo aprirà volentieri. il Museo Salce, insomma, nei prossimi mesi, un rinascimento di Treviso. Beh, Treviso ha avuto nel passato dei momenti di grande gloria che erano legati prima a Coletti, quando la città riprese dopo la guerra la sua identità attraverso i restauri dei Botter, le case dipinte, poi con l'impresa bellissima degli affreschi di Tommaso da Modena, le mostre di Tommaso da Modena, dopo di lui Luigi Menegazzi, cioè c'è una stagione, io sono abbastanza vecchio ad aver visto dei bravi direttori, fino a un direttore che è durato a lungo, che si chiama Manzato, che ha fatto un'attività forse meno spettacolare, ma ha continuato quella di conservazione. Dopodiché l'arrivo di Goldin, traumatico, prima a Conegliano, poi a Treviso, ha fatto diventare questa bella città frequentata per i suoi monumenti storici e i suoi grandi artisti, fra cui Tommaso da Modena, che pure è già abbastanza esotico perché viene da Modena, ma è un artista totalmente trevisano, il luogo dove c'è stata questa rinascita dell'impressionismo in Italia, di cui non c'era né bisogno né necessità. Per la verità tutto cominciò a Palazzo Sarcinelli, quando lui era molto vicino a me come un mio allievo, con artisti contemporanei su cui si è determinata la sua migliore espressione, cioè quella di cercare di far vedere artisti poco conosciuti. Ho visto che c'è adesso una mostra di 12 artisti, ha avuto meno fortuna quella, però è stata utile a tanti artisti come Guccione, come Guarienti, come Ferroni, e in quello lui ha seguito un mio filone molto preciso, che però non era evidentemente redditizio. Poi, essendo un uomo di ingegno sul piano imprenditoriale, ha capito che l'investimento sugli impressionisti era importante e ho trovato un complice che si chiama De Poli o De Polo, e con lui ha stabilito un'intesa che ha fatto diventare Treviso la città degli impressionisti, una cosa che sembra incredibile a pensarci, però ha funzionato per un po' di tempo. Dopodiché la città è rimasta qui, gli impressionisti hanno girato l'Italia, sono andati a Brescia, a Torino, dopodiché lui è tornato a casa, non so come e non so in quali condizioni, con un buon sindaco che aveva il desiderio di fare delle cose, essendo un sindaco, come dire, renziano, ha deciso di dividere il mondo in due parti, una parte diciamo che è quella di Brunello e una parte che è quella di... naturalmente mantenendosi in un equilibrio instabile che era essenzialmente utile, credo, a far sapere che la città è tornata in vita, è tornata, quindi per me questa mostra è più curiosa per come è tagliata, però è vero che effettivamente in questa idea un po' sensazionalistica delle mostre Treviso ha avuto un momento importante grazie a Goldin e probabilmente adesso ha un revival, ma la città c'è sempre stata, è una città bellissima, soprattutto per la sua storia. Vedremo una mostra di Vittorio Sgarbi a Treviso. Ma io avevo sempre pensato che si poteva tenere conto del letto caldo di Goldin, perché io sono sempre stato in fondo un suo critico, diciamo, sugli indirizzi critici, ma molto convinto delle sue capacità imprenditoriali, che se tu hai un albergo che cambia gestione devi tenerlo aperto. E invece sia qui che a Brescia i sindaci dell'epoca fecero una specie di anno sabbatico, quindi tutto si fermò. Dopodiché tornò e arrivò Brunello, poi tutto si fermò di nuovo. In realtà io avrei detto continuiamo l'attività, se uno che va a una mostra vede una bella mostra, non ne se l'ha fatta Goldin, non è che è Goldin la mostra, Sgarbi è già un autore, quindi il nome può essere ma un altro, basta che sia bravo, quindi sia Stato, Comune, Regione, Goldin, Brunello, essenziale. Allora avevo pensato di fare delle cose sull'arte veneta, mi pare, cioè di tornare a un'identità trevigiana più calda. Invece Treviso ha questa dimensione un po' esotica che è tornata con lui. Quando lui ritorna, ma io non so come sia andata, dopo che l'accordo con me fallisce, ma non per colpa mia, e forse perché io non so, gli ho detto che mi sembrava giusto tenere calda la città.
e questa è una cosa che non va contro nessuno. Ma vuoi parlare Gli ho col detto, sindaco no, di nuovo, di progetti no. Lo vedo più tardi, ma non Lei ho è parlato. stata Il mio molto- progetto comunque, se non ricordo male, era una mostra di arte veneta su Faris Bordon, su Tiziano, adesso per esempio cosa faccio? Fra qualche ora a Pordenone tratto una mostra su Pordenone. E dove la faccio? A Pordenone. Secondo me andrà bene una mostra su Pordenone. Non so perché Treviso debba fare, non so, Monet, Caillebotte, poi l'ha già fatto, non lo so, però non voglio neanche Non si criticarlo. sa, magari potrebbe venire lei. No, ma io sono disponibile, io vado dappertutto, cioè non è che io diversamente da lui non devo fare delle esclusive, se uno mi chiede una mostra la faccio, io faccio il critico d'arte, non faccio l'imprenditore di mostre.